forse il titolo vi potrà un po' ingannare su quello che poi in realtà dirò, perché cercherò di partire dalle fonti epigrafiche di Medine Tabu per parlare di quanto avvenne nel 1177, all'inizio del XII secolo a.C., però poi facendo un passo a ritroso e ritornando all'inizio della XVIII dinastia per far vedere i rapporti tra l'Egitto e il mondo vicino all'Egitto, partendo dai suoi inizi, ma soprattutto partendo dalla regina Hatshepsut, da Tutmosi III, per arrivare al periodo di Amarna, per poi capire invece cosa succede in XIX e XX dinastia in Egitto e quale cultura materiale abbiamo che ci attesta questi cambiamenti. E su quello ci dobbiamo attenere. Quindi io mi atterrò essenzialmente alle fonti, a quello che le fonti dicono e alle nuove interpretazioni che stiamo dando. È raffigurata con Ramses III, che innanzitutto, guardate, non partecipa a una battaglia navale, ma è sul carro, scende dal carro e con le frecce sconfigge i nemici. Questa è la scena, un'altra scena con i prigionieri, con i popoli del mare, portati come prigionieri di fronte ad Amon, dal sovrano, il sovrano che ha in testa la corona Atef, la corona di guerra, e questo è il disegno. Vedete che il disegno rispetto alla foto ci fa vedere, e non vengono solo nominati, ma vengono detti anche i loro nomi. Adesso leggiamo cosa dice il testo. I paesi stranieri hanno organizzato una cospirazione nelle loro isole, e questo nelle loro isole è importante, ricordiamocelo. Immediatamente le terre sono state eliminate e le genti disperse nella mischia. Nessun paese era in grado di resistere di fronte alle loro armi. Da Hatti, Code, Carchemish, Arzawa, Alascia si veniva subito eliminati. Beh, innanzitutto togliamo subito una cosa, ricordiamoci che questo tra l'altro è un topos letterario, perché ce l'abbiamo anche nel testo della battaglia di Kadesh. Cosa succede? Ci sono sempre dei nemici che arrivano, in quel caso erano gli Ittiti, nessuno riesce a resistere ovviamente. Che cosa ci nomina il paese di Catti, Code che è nell'Anatolia sudorientale, Carchemish che è in Siria, Arzawa che è nell'Anatolia occidentale, Alascia che è Cipro. Nessuna nazione è riuscita ad opporsi a questi popoli, che per ora vengono chiamati solo paesi stranieri, non vengono definiti come popoli del mare, sono semplicemente degli abitanti del caso. C'è solo quella indicazione nelle loro isole. Ma andiamo avanti. Fu allestito un accampamento in una località ad Amurro. Costernavano la loro popolazione, la loro terra non era mai stata in un simile stato. Quindi queste masse di popoli che si muovono, devastano innanzitutto la parte dell'Egeo orientale. Andarono verso l'Egitto, mentre di fronte al luogo era posta la barriera del fuoco. La loro confederazione era, questo dice il testo di Medine Tabu, Peleset, Sheker, Shekelesh, Danuna e Vashesh, paesi fra loro uniti. Misero mano su queste terre in tutto il perimetro conosciuto, con il cuore fiducioso e pieno di speranza. Cerchiamo di vedere chi sono o come finora abbiamo interpretato queste popolazioni. Peleset sono quella di cui siamo certi di sicuro di cosa vuol dire, ovvero sono i Filistei. Degli altri, degli Shekelesh vi parlerò un po' dopo. I Danuna vengono interpretati come coloro che Omero chiama Danai, quindi ci sarebbero delle popolazioni cananee, ci sarebbero delle popolazioni che provengono dal regno miceneo, ci sono poi questi Shekelesh in cui si è voluto riconoscere le popolazioni provenienti dalla Sicilia. Ma andiamo avanti. Raggiunsero forse la frontiera delle mie terre, ma il loro seme e il loro cuore e le loro anime sono finiti per sempre e definitivamente. Sì, possono aver devastato l'Anatolia, possono aver devastato Cipro, certo non l'Egitto, dice il faraone, sono finiti definitivamente. Coloro che vennero insieme al di là del mare, coloro che vennero insieme al di là del mare, altro aspetto importante, avevano una fiamma bacinante davanti a loro alla voce del fiume e un'intera barriera di lance li circondava sulla riva. Ovviamente il faraone non lascia spazio, nessuno può entrare nella terra sacra. Ricordiamoci che l'Egitto viene chiamato la Tameri, la terra che gli dei amano, e quindi il faraone, protetto da Maat, protetto dalla giustizia, riesce a fermare gli stranieri.
furono trascinati sulla spiaggia, accerchiati e ridotti alla prostrazione, uccisi e ridotti a brandelli dalla testa ai piedi. Le navi si inabissavano e le merci cadevano in acqua. Fece in modo che queste terre evitassero persino di citare l'Egitto, perché quando pronunciano il mio nome nelle loro terre vengono bruciate all'istante. Quindi vedete, solo tentare di assalire l'Egitto significa non solo la morte per chi ci arriva, ma addirittura che coloro che rimangono nelle loro terre vengono bruciati all'istante, se sono no. Di nuovo torniamo un attimo alla battaglia navale, a quello che ha rappresentato Medine Tabu, e vi è un altro testo però importantissimo che soprattutto in questa sede ci interessa molto, che è il papiro Harris, conservato a British Museum. Questa è la parte che tutti conoscono, però questa è la parte più interessante, è un papiro, come dire che sia molto interessante, è un papiro ieratico, geroglifico corsivo, e questa è la parte che riguarda essenzialmente questo periodo, la fine dell'età del bronzo. E cosa dice il testo? Ho sconfitto coloro che li hanno invasi dalle loro terre, ho ucciso i Danuna, è sempre Ramses III che parla, che sono nelle loro isole, i Cheker, i Peleset furono inceneriti, i Shardana e i Beshesh del mare furono trasformati in coloro che non esistono, presi prigionieri, portati in Egitto come schiavi, come la sabbia della riva. Li ho insediati in baluardi legati al mio nome, numerose erano le loro classi come 100.000, ho tassato ogni anno tutti loro in stoffa e cereali dai magazzini dei granai. E qui c'è ovviamente un nome che ci interessa, i Shardana. Shardana vengono comunemente ovviamente indicati e riconosciuti come i Sardi. Quando questa iscrizione per la prima volta fu vista da Maspero e pubblicata nel 1901, Maspero disse che le popolazioni del Mediterraneo occidentale, e soprattutto i Sardi ed i Siculi, erano coloro che erano sbarcati in Egitto, coloro di cui parlava Ramses III e coloro che poi portarono alla fine dell'età del bronzo. Gli egittologi adesso propongono due teorie alternative. Uno, che contraddice però quello che dice Ramses III. La prima, di cui io penso che sia un'interpretazione piuttosto forzata, che vi siano dei movimenti da Oriente a Occidente che portano delle popolazioni dell'Egeo orientale a spostarsi, a passare dall'Egitto, dopodiché a insediarsi in Sicilia e in Sardegna. Questo quindi sarebbe un insediamento posteriore a questa battaglia, cosa che invece questa iscrizione sembra assolutamente rigettare per due motivi. Uno, perché ci dice che loro nelle loro isole avevano fatto una confederazione. In secondo luogo, Ramses III è davvero chiarissimo quello che succede. Non vi è un insediamento posteriore, cioè loro arrivano in Egitto e in Egitto vengono annientati e vengono ridotti in schiavi, quindi vi è un movimento che probabilmente invece da Occidente va verso Oriente. Cosa succede nel resto dell'Egeo orientale? Beh, a partire dal XII secolo noi assistiamo a dei livelli di distruzione molto importanti. A Pilo vediamo la distruzione del palazzo di Nestore e del suo megaro. In Siria, alla fine dell'età del bronzo, abbiamo un palazzo che è in funzione. Poi assistiamo, anche se adesso la datazione pare portarla leggermente su nel 1250, ad uno strato di distruzione dovuto ad un terremoto. Pare che poi ci sia una ricostruzione, certo che verso il 1180 Ugarit cessa di esistere. E cosa abbiamo trovato ad Ugarit? Nella parte degli archivi abbiamo trovato un testo, il seguente. Padre mio, è il re Ugarit che scrive al re di Cipro. Padre mio, ora sono arrivate le navi del nemico, hanno messo a fuoco le mie città e hanno portato distruzione nella mia terra. Non so, forse mio padre, che tutta la fanteria e i carri di combattimento è stazionano a Catti e che tutte le navi sono ferme nella terra di Lucca, e Lucca probabilmente è la Licia. In altre parole, questa che è stata trovata all'interno di una fornace si pensava fosse una lettera che il re di Ugarit scriveva al re di Cipro per chiedere aiuto, mentre i cosiddetti popoli del mare sarebbero arrivati e avrebbero messo a ferro a fuoco la città di Ugarit.
e si pensava che questa lettera non fosse mai partita. In realtà nuove scoperte archeologiche invece ci fanno pensare che la lettera fosse già partita. Assistiamo a questa fine della città di Ugari. Sulle cause però ci stiamo molto interrogando, ovvero se non si debba pensare a una concatenazione di cause che portano poi alla fine dell'età del bronzo, a certo movimenti migratori che possono essere da occidente a oriente, ma ci sono altrettanti movimenti da oriente a occidente e da nord a sud, presenza di una serie di terremoti che sono attestiamo in vari livelli dell'età del bronzo, terremoti in successione a catena che conosciamo peraltro purtroppo dai recenti casi avvenuti nel nostro paese, quindi con livelli di distruzione che si susseguono, e una fine di un sistema commerciale che comincia ad andare a stretolarsi. Klein, che sta molto studiando molti anni la fine dell'età del bronzo, vede nelle teorie della complessità forse la chiave di volta per cercare di capire questi fenomeni. Non siamo più inclini a dire che ci sia solo una ragione che abbia portato alla fine dell'età del bronzo. E per quanto riguarda l'Egitto, che è quello che ci interessa oggi, scusate, finisco prima la stella di Ugari, che va avanti e dice: non sono ancora ritornati, quindi il paese è prostrato. Mio padre si è consapevole di questo. Ora le 7 navi del nemico che hanno attraccato ci recano danno. Se arrivano in porto altre navi nemiche, mandatemi un resoconto in modo che io possa essere informato. Quindi anche a Cipro si chiede di monitorare la situazione in modo che io possa essere informato. Voglio tornare un attimino indietro. 1177 sono le iscrizioni, diciamo, dei popoli del mare, così come essi vengono descritti, e sono divisi in 6 tribù, e siamo tutti consapevoli comunque che fra questi popoli stranieri, perché in realtà il testo li chiama popoli stranieri, di cui alcuni si sono collegati nelle loro isole, ma alcuni arrivarono via terra, alcuni arrivarono via mare, e ci furono una serie di battaglie che si combatterono fra Libia e il Sinai. Però nel 1207 c'era stato un altro tentativo di penetrazione in Egitto. Lo sappiamo perché ce ne parla Merenptah, figlio di Ramses II, ce ne parla in questa stele famosissima, la cosiddetta stele di Israele. È l'unica stele dell'antico Egitto in cui il nome di Israele compare, nome di Israele determinato col segno di montagna, che è il segno determinativo che indica quindi un popolo che abita in un determinato territorio, cosa però su cui Merenptah lo cita come una delle varie tribù, mentre lui sta parlando della vittoria che ha riportato sui libici. Ma cosa ci dice poi in un testo che è conservato nel Tempio di Karnak? La seguente cosa: iniziando dalla vittoria che Sua Maestà ha ottenuto sulla Libia, Equesh, Teresh, Lucca, Shardana, Shekelesh, popoli del nord che provengono da tutte le terre. Di nuovo cosa ci dicono i testi? Popoli del nord. Chi li conosciamo? Riconosciamo probabilmente questi Equesh, che sono gli Acheni. Molto interessante è questo Teresh, in cui siamo tutti consapevoli che probabilmente è una resa all'iniziale dei cosiddetti Tirrenoi, ovvero gli Etruschi. Lucca, queste popolazioni che provengono dalla Licia, di Shardana e di Shekelesh, quindi che erano presenti già 80 anni prima, vengono semplicemente definiti popoli del nord. La terza stagione dicendo: lo sciagurato decaduto capo della Libia è piombato sul paese di Tehenu, tra l'altro è un altro modo per rendere la Libia, con i suoi arcieri Shardana, Shekelesh, Equesh, Lucca, Teresh, che hanno preso il meglio di ogni guerriero e ogni uomo del suo paese, ovvero questi gruppi che sono Shardana, Shekelesh, Equesh, Lucca e Teresh, 5 gruppi, quindi sardi, se vogliamo, siculi, achei, provenienti dalla Licia, e questi Teresh, che dovrebbero essere gli Etruschi, vengono nominati 2 volte ed è l'unica attestazione dei Tirrenoi che noi troviamo nei testi antico-egizi. Vengono però completamente inietati a Tehenu, in terra di Libia. Sherden, Shekelesh, Equesh, e poi fa una lista molto dettagliata delle terre del mare che non hanno prepuzio. Allora, descrizione ovviamente anatomica di questi stranieri che vengono e come vengono definiti, perché l'interesse è sul fatto che non abbiano prepuzio, perché nel Tempio sono rappresentati il taglio delle mani e il taglio dei genitali, che servono per contare
perché si vede il sovrano con gli scribi che contano per essere sicuri quanti guerrieri sono stati uccisi. Quindi Shekelesh 222 uomini che crea 250 mani, e già qui abbiamo un problema perché tagliano solo una mano, si capisce da 222 che crea 250 mani. Teresh 742 uomini di cui crea 790 mani. Shardana, e qui il testo non dice niente. Cosa è successo con Shardana? È mutilo e quindi non sappiamo. E questi che non hanno prepuzio ammazzati, le cui mani furono mozzate, essi non hanno prepuzio. Ecco, questa insistenza degli egizi su questo particolare anatomico. Shekelesh e Teresh che vennero come nemici dalla Libia, Kehek e i libici che portarono 18 uomini come prigionieri viventi. Questo è quindi quello che ci dice Merentai. Cosa ci dicono quindi i testi egizi, se restiamo alle fonti? I testi egizi non parlano mai di popoli del mare, parlano di popoli che provengono dal nord, popoli di cui attestiamo la loro penetrazione in due periodi chiari, 1207 e 1180. I primi vengono respinti da Merentai in Libia, però ci dicono anche una cosa molto importante, dice i popoli che fanno una confederazione nelle loro isole, quindi è molto verosimile pensare che si possa parlare di un movimento da occidente verso oriente, una probabile penetrazione, tentativo di penetrazione dell'Egitto che a quanto ci dicono le fonti non riesce, non solo a quanto ci dice anche la cultura materiale, e poi Ramses III ci ripercorre questo aspetto. Ricordiamoci però a Medinet Habu di Shardana non vengono nominati però nel papiro Harris che si trova al British Museum, sempre di Ramses III. E come finisce? Cosa succede in Egitto? Perché quando si dice finisce l'età del bronzo, in tutto, insomma, finisce un'epoca e quindi dovrebbe finire anche il più grande impero. Beh, sull'Egitto però stare un attimo canto. A Torino abbiamo un papiro molto importante che risale sempre a Ramses III, papiro conosciuto da tutti, il papiro dello sciopero. Siamo al 29esimo anno del regno di Ramses III. Gli operai si rifiutano di andare a lavorare, dicono abbiamo fame, abbiamo sete, da 2 mesi non riceviamo cibo, non riceviamo vivande, non riceviamo beni, non riceviamo cosmetici, non vogliamo più andare a lavorare. Vanno in sciopero, arriverà Paser e Paser riesce a sedare la situazione. Gli operai tornano a lavorare, ma davvero ormai l'Egitto è giunto alla fine del suo periodo di massimo splendore. Noi egittologi diciamo anche l'Egitto è andato un po' al di là delle proprie possibilità. Avete visto le tombe faraoniche meravigliose da Hatshepsut, Tutmosi, Amenofis II, Seti I, che è il massimo dello splendore con tutti i dipinti in orpimento, questo pigmento molto importante con la presenza di arsenico che doveva rendere tutte le stanze dorate. Ramses II si spande ancora di più, da Merentai cominciano i problemi, quindi un'espansione enorme che a un certo punto porta ad un'illusione. Cos'altro conserviamo al Museo Egizio di Ramses III? Beh, un altro che forse è uno dei papiri più importanti che si siano preservati nell'antichità, il papiro della congiura dell'Are, in cui una concubina di Ramses III, assieme ad alcuni dignitari, cercano di avvelenare Ramses III, lo fanno a Medinet Habu, perché il sovrano viveva a Medinet Habu. Ramses III sopravvive, non saprò a lungo, però sopravvive per far condannare a morte questa concubina, per far condannare a morte soprattutto il figlio. La mummia di Ramses III, che è conservata al Cairo, vedete che ha questo lino ancora attorno alla gola, la mummia però presenta un taglio di 7 cm sulla gola, taglio probabilmente che gli ha causato la morte, anche perché poi su questo taglio vi è un amuleto, un occhio vegiate che deve coprire questo orifizio di modo che non vi sia nessuna penetrazione di divinità maligne che possono penetrare nel corpo. Ma a fianco a lui è stato trovato la mummia del principe Penteverra, che riteniamo sia colui che ha partecipato alla congiura. Lo riteniamo anche perché è stato trovato con una pelle di caprone in cui era avvolto, che quindi lo rende assolutamente non puro, e quindi è stato mummificato, però gli è rimasto un attimo la sua colpa. E con questo, diciamo, il nuovo regno arriva alla fine.
Al Museo Egizio questo noi lo documentiamo in maniera adeguata perché abbiamo l'ultimo degli scrivi della necropoli, che è Buteamo, che deve abbandonare la necropoli, che si trasferirà, pensate proprio, a Medinet Habu. E Medinet Habu, per paradosso, il luogo in cui Ramses III documenta la cacciata dei popoli che vengono dal nord, che non possono penetrare in Egitto perché solo nominare l'Egitto li fa bruciare, diventerà il luogo, quello che in periodo copto viene chiamato Gene, il luogo, la roccaforte in cui gli egiziani vanno a proteggersi perché il tempio ha un temenos molto alto e quindi lì si possono proteggere dalle forze che vengono dall'esterno. Però con la fine della XX dinastia finisce l'indipendenza e il potere dell'Egitto. In XXI dinastia l'Egitto è diviso in vari potentati, ci sono i sacerdoti di Amon che governano da Tebe, però poi c'è Smendes che governa da nord e dopodiché ci sarà la dominazione cosciita in XXV dinastia. L'Egitto viene riunificato, però viene riunificato non da un'autorità all'interno dell'Egitto stesso, ma viene riunificato dagli africani, da Kush, dai nubiani. Poi ci sarà la dominazione libica, poi arriverà alla prima dominazione persiana, a cui si porrà fine con l'ultima dinastia veramente autoctona, quella di XX dinastia. Finisce però anche quella con Tanego II, ci sarà la seconda dominazione persiana e poi l'arrivo di Alessandro Magno. Quindi possiamo dire che con il regno della XX dinastia finisce l'Egitto dello splendore che noi conosciamo. Lo troviamo immediatamente anche nella cultura materiale. Non abbiamo più le grandi tombe, gli egizi cominciano a costruire questi sarcofagi dove c'è un horror vacui perché non hanno più i soldi nella stabilità politica per costruire le tombe, ma depongono tutta l'attenzione ai sarcofagi peraltro che vengono riutilizzati perché, come ci dice il testo di Veron, gli egiziani non hanno più la passalocrazia, non riescono più ad arrivare nel vicino Oriente. E come lo spieghiamo? Sarebbe facile dire che è dovuto ad una causa, in realtà c'è una molteplicità di cause e soprattutto per quanto riguarda l'Egitto stesso. Sicuramente la politica imperialistica condotta dal 1550 al 1070 che porta allo splendore di quello che è il nuovo regno, a poi costringe gli egiziani a pagare il loro fio con la disgregazione dell'unitarietà e col paese che non è più così solido, ma anzi che è soggetto ad invasione dall'estero. Vi ringrazio.